Amici bellini, ci siamo svegliati presto al mattino perché c'è stata questa presentazione del Back the Shirt, sponsor della maglia, la partnership con Sorgesana. Sono state delle parole di De Laurentiis che si è anche commosso e andiamo a vedere in che punto si è commosso perché nella live non si capiva molto bene. Cominciamo! Allora, benvenuto Mario86, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, vi abbraccio, vi bacio. Il video di ieri lo so che poteva, dato che più cose, ma l'analisi della Serie A è un video che a me è piaciuto tantissimo, però è lungo, mi rendo conto che se lo vedono in pochi, però su questo qua lo so che accorreranno in tanti, quindi lasciate il like se vi pare e andiamo a sviscerare le parole di De Laurentiis con Arnone. Poi Lombardo ci ha regalato anche un po' di nuovi meme, perché quando prende parola è sempre simpatico. E andiamo a vedere un pochino. Poi ovviamente guarderemo la maglia da vicino, perché lo sponsor, io ho letto un pochino di reazioni generali. La mia stessa prima impressione è un po' così, però almeno non c'è patacca, ne parliamo per bene. Ecco qua, mettiamoci così è lui che parla. C'è un piccolo accenno all'idea dell'azienda familiare, perché lui dice siamo imprenditori fondati sulla famiglia, non credo ai fondi, i fondi lui dice sono un disastro. E poi c'è la frase sua preferita proprio in assoluto, la differenza tra imprenditori e prenditori, la dirà sempre. Io ho sempre diviso gli imprenditori dai prenditori. E qua c'è una piccola frecciatina a chi insomma ha sempre detto che l'azienda familiare ha dei limiti, mentre dal suo punto di vista funziona benissimo. E poi rivolgendosi anche ad Arnone dicono che abbiamo caratteri difficili, e Arnone risponde sì, ma se poi alla fine se noi abbiamo una collaborazione di 20 anni vuol dire che si va oltre quello che è il carattere. Lombardo chiede ad ADL un bilancio di questi 20 anni e ADL ci dice un bilancio ultra positivo. Chiariamo, sono d'accordissimo perché è un bilancio ultra positivo, senza dubbio. Dobbiamo farci prendere dall'ultima annata che è stata una tragedia senza precedenti, sempre tragedia sportiva. E poi De Laurentiis si fa sempre questo paragone, dice io sono un imprenditore che viene dal mondo dei contenuti, di beni immateriali che poi devi rendere materiali, quindi queste idee che poi prendono forma sullo schermo. Questo paragone che lui spesso fa tra cinema e calcio a me non convince tantissimo perché è troppo diverso. E poi nello specifico quando si parla di cinema, di film, c'è l'idea di una sceneggiatura, poi c'è un regista, ci sono gli attori. Non possiamo dire che il regista è l'allenatore degli attori, perché in tutto questo se una scena non ti viene bene al cinema la ripeti e la puoi ripetere finché non ti viene bene. Nel calcio ci sono gli avversari che ti mettono i bastoni tra le ruote, quindi è un paragone che è veramente difficile da sostenere. E ritorna poi De Laurentiis al passato, quando in Serie C si rivolse a Carraro e disse qui non funziona questo, e Carraro gli risponde che questo lo dici tu. E dici, ma perché non posso parlare? E lì ho capito. E si leva il sassolino dalla scarpa della Laurentiis e dice, e poi è successo calcio. Ma insiste sul fatto che il suo mantra è di non avere mai debiti, sia nell'imprenditoria che riguarda il cinema, sia nel calcio. E questo è un suo vanto importante, ed è un vanto che onestamente ci prendiamo anche noi come tifosi. È una piccola soddisfazione. Bene, molto bene. Anche quando non si poteva vincere, no? Avevamo l'idea di non poter mai arrivare allo scudetto quando si lotta contro situazioni che sono ingiuste a livello di competitività. Questo è un vanto che il tifoso del Napoli secondo me può fare suo. Poi si chiede ad Arnone un po' di aneddoti di questa sua, nel bel mezzo della collaborazione con il Napoli. Lui se li era preparati, che comincia prima con l'aneddoto della figlia, poi si ferma un attimo, no, questo è dopo, perché dopo io prendo l'applauso commovente, e quindi torna indietro e dice quando c'era la contestazione
della cessione di Quagliarella e venne Cavani, poi Cavani fece subito 2 gol e quindi disse: questo oltre a essere bravo, cioè questo ADL, è anche fortunato, ed è una cosa dove nessuno si deve prendere collera, nemmeno De Laurentiis si deve prendere collera, perché la fortuna, la componente mazzo che nel calcio esiste, forse nel cinema no, ma nel calcio esiste, a volte ci aiuta. E nello specifico mi è venuto in mente oggi, parlandone con gli amici abbonati, rendiamoci conto, perché adesso è caduto nella sosta nazionali, stiamo parlando di un Napoli che ha vinto contro il Parma, e quindi poi gli ultimi botti di mercato, la vittoria contro il Parma, capita a fagiolo il ventennale del presidente, tutti i commenti che si leggono sono tutti commenti positivi. Se andate a vedere sotto al video della presentazione, sotto al video del Napoli, i primi commenti che ho visto sono tutti commenti: grande presidente, perché è sempre stato con te presidente, eccetera eccetera. Provate ad immaginare, sconfitta contro il Parma a San Paolo, Maradona, come avremmo affrontato questa pausa senza partita? Sarebbe stata una tragedia. Questo è un momento fortunato, vabbè. E l'altro aneddoto di Arnone è quando il Napoli aveva perso una partita in Inghilterra. Vedere la figlia in lacrime è significato per lui rendersi conto di essere entrato nella famiglia Napoli, o meglio che il Napoli era entrato nella sua famiglia. Poi un altro aneddoto dove fa un pochino di confusione, insomma, ricorda Zalaieta, ADL interviene, dice fece 2 gol alla Juve che non esistevano. Tra l'altro questo è un discorso che si può tornare indietro e vedere le cose. Sì, magari il rigore in quel caso, Buffon in uscita, lui salta prima per evitarlo, ma io ricordo che Meret Ronaldo basta l'intenzione del fallo, e quindi ci stavano quei 2 gol di Zalaieta, non mi sembra proprio il caso. Quindi ADL che difende la Juve in questo caso. E Arnone parla di stop di petto, tacco e la barriera si gira ma il pallone era già in rete, e io qua vado in difficoltà perché non mi ricordo stop di petto, tacco, e parla del gol di Lavezzi. Quando dice Lavezzi dico io mi ricordo il gol a San Siro contro l'Inter, ma non c'era nessun colpo di petto, e infatti andando a rivedere era Inter-Napoli 2-1, tra l'altro perdemmo il 30 novembre del 2008, e ci fu l'1-2 con Lavezzi Zalaieta, palla rasoterra, Zalaieta la stoppa e poi fa il colpo di tacco per l'inserimento di Lavezzi dietro la linea difensiva, fa un gol bellissimo con lo scavino, ma non c'è nessuna barriera, perché poverino, poi Arnone magari di calcio non ne capisce, c'ha ricordi così, e non c'era nessun colpo di petto. Questa è una curiosità. E poi parla anche di una biricchinata sulla maglia, io qua non lo so, può essere che si riferisca a dei contrasti per quanto riguarda la lete in rosso, questo non lo potremo mai sapere, perché poi non era una conferenza con domande aperte, è stato un soliloquio doppio, diciamo, e quindi resterà nelle nostre idee, non sappiamo. Sottolineo una cosa buona del Napoli, che finalmente i video che mandano, e hanno rimandato sia il video all'inizio della presentazione della maglia con Lukaku, sia il video di recap dei 20 anni di ADL, esce in digitale per noi che guardiamo YouTube. Non dobbiamo guardare lo schermo dello schermo, e quindi si può fare molto bene. Lo sottolineiamo che c'è un passo in avanti, crescere è l'unica cosa che... Dopodiché prende parola ADL, spostate le poltrone, vanno tolte le poltrone. Grazie. Anche il tavolo, no? E ADL legge, e quando ADL legge e non va a braccio è sempre molto meglio, ed è piacevole perché non apre troppe parentesi, non va per tangenti sue e ci dice quello che ci vuole dire, e cioè che il Napoli non è un club di passaggio, perché giocatori affermati, un allenatore tra i più bravi al mondo sono venuti, le due cose vanno a braccetto, questo è importante sottolinearlo quando tu scegli Conte. Ovviamente ci sono anche dei giocatori che vengono anche solo per Conte, dobbiamo dirlo senza prenderci collera. E poi, sulla famosa spesa dei 150 milioni, ADL dice, leggo che voi dite, ADL è impazzito, ha speso tutti questi soldi. Anche l'anno scorso abbiamo speso, abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato tutti gli acquisti, però anche l'anno scorso abbiamo speso. Non abbiamo speso quello che abbiamo speso quest'anno però, l'anno scorso, al di là dei nomi, anche a livello proprio di impatto economico, non abbiamo speso così. Però lui ci tiene a dire, noi abbiamo sempre speso, e qua ADL si è guardato i video, ragazzi. Non lo so se ha lasciato il like lo lasciate voi, ma ADL
conferma quello che vi ho detto nel mese che sta passando, che il Napoli non ha mai avuto il problema, la famosa cosa, caccia i soldi. Il Napoli i soldi li ha sempre cacciati in accordo con quelli che entravano, non si è mai fatto problema di cacciarli. Poi è il come, è il chi ti compri, ma i soldi il Napoli li ha sempre cacciati, quindi questa è una cosa che ADL non si può dire. Poi sei in grado di cacciarne di più perché quello che avevi risparmiato e quello che avevi fatturato nell'anno dello scudetto avevi creato delle riserve, molto bene, e allora adesso che c'è il bisogno di ricostruire, di rifare tutto da capo, è bene che tu sia preparato con i soldi che avevi conservato. Poi sul come spenderli dobbiamo ragionare sull'età media del Napoli, ma non è questo il momento, ci sarà tempo di farlo. Poi ci sono dei punti importanti che riguardano il futuro del Napoli. ADL parla di modello di sviluppo e l'ultimo punto è quello che mi interessa di più. Prima di tutto dice: 1. Napoli is the place to be, è il posto dove essere, dove si può lavorare e si deve lavorare, quindi enfatizzare anche la bellezza della città. Secondo punto per lui importante, l'autoproduzione, le maglie, e quindi il Napoli non è solamente una società sportiva ma anche un fashion brand. Questo mi piace tantissimo, secondo me si può fare ancora di più, specialmente per quanto riguarda la distribuzione all'estero, ma questo è un pensiero mio che arriverà nell'ultimo punto. Il terzo punto del suo modello di sviluppo è il continuare ad avere i diritti d'immagine al 100%. Questo è un vanto suo, è una cosa abbastanza unica nel mondo del calcio. Non so se ti dà dei vantaggi economici, non so se ti dà semplicemente orgoglio personale nel fatto che non sei ricattabile, perché dopo ci torna. Quindi questo nella sua idea di modello di sviluppo. La seconda fase prevede cosa? Investimenti più per l'azienda Napoli, quindi la divisione tra il comparto sportivo e il comparto aziendale, e poi in secondis le infrastrutture, e cioè il centro sportivo e lo stadio. E qui io, come vi ho promesso, per quanto riguarda il centro sportivo e lo stadio, io non commento più le parole di ADL perché sono le solite promesse / chiacchiere che non vedono poi la posatura del primo mattone. Quando vedo le impalcature, quando vedo il primo mattone, allora lo commentiamo. Ad oggi non è altro che un ripetersi di parole che alla fine non si concretizzano in nulla di fattibile, ma il Napoli è alle strette, quindi adesso a breve ce lo dovrà far vedere. Per quanto riguarda il centro sportivo ci dice un'altra cosa, abbiamo parlato di Bagnoli, adesso abbiamo individuato un'area, il Napoli è disposto a bonificarla a spese proprie, ma ovviamente il comune ti deve dare l'autorizzazione. E per quanto riguarda lo stadio, acquisto e riqualifica dello stadio in modo tale che può stare aperto 7 giorni su 7, musei, ristoranti. Ma qui insiste: attendiamo il via libera del comune, e si ritorna alla solita cosa, che essendo un bene del comune, il comune non può venderlo solo al Napoli, deve fare un bando, devono ricevere tutta una serie di offerte pubbliche da parte di tutti, altrimenti è illegale venderlo al Napoli alla cifra simbolica. Non si può fare, ecco perché non si può commentare questa cosa. E si parla del 2032, in modo tale che il Napoli è uno dei 5 stadi che viene utilizzato per l'evento, o andiamo altrove. E poi De Laurentiis dice: io poi mentre così faccio i lavori, ma so che lo stadio è già stato impegnato a giugno per i concerti. Come vedete sono cose che sono buttate lì in pasto. Ovviamente non è una conferenza, quindi non c'è nemmeno la possibilità di una domanda al riguardo, e quindi dobbiamo aspettare ancora. Il terzo punto, che è quello che a me interessa di più, l'internazionalizzazione del brand. De Laurentiis dice: abbiamo una base di tifosi alta. Per la prima volta non dice 83 milioni, quel numero che viene sparato ogni tanto, e più sale il numero e più io dico: Napoli, stai perdendo un'occasione, falla questa internazionalizzazione, perché da Napoli al mondo è stato un flop, uno slogan vuotissimo che non è successo. È il contrario che sta succedendo, cioè dal mondo a Napoli, perché il Napoli chiede sui social: sei sul ponte di Brooklyn, fatti una foto con la maglia del Napoli e noi la ripostiamo. Quindi è dal mondo a Napoli, non da Napoli al mondo. E poi dice: sta arrivando il centenario, no? Nel 2026 vi stupiremo con effetti speciali. E poi arriva l'emozione, e qua, visto che durante la live, rivista poi dopo, a un certo punto il segnale salta, non si sente completamente quello che dice quando si rompe la voce a De Laurentiis, ma la possiamo recuperare. Deve essere chiaro a tutti che il Napoli
non scende a compromessi di nessun tipo. Negli ultimi 20 anni non è stato, non è adesso e mai sarà in futuro ricattabile da nessuno. Questo anche a tutela sia dei nostri giocatori che spesso vengono intrappolati. A tutela anche dei giocatori che vengono intrappolati, perché evidentemente qui, secondo me, la situazione di Osi è quella che ha fatto più male a De Laurentiis, perché se ci ragionate, il Napoli con Osimhen è stato molto disponibile, è stato forse troppo disponibile. Ha fatto l'errore De Laurentiis di sopravvalutarlo e di non venderlo al momento giusto, probabilmente, col senno di poi è facile dirlo. Una serie di atteggiamenti anche di estrema disponibilità: vuoi andare prima, vai prima, quando torni poi torni, e la questione TikTok, che è stata una sciuliata, che ovviamente non parte per volere di De Laurentiis, è stato un errore insomma del social media che si poteva evitare. E lì si è cercato poi di ricostruire, di tenere in mano, e secondo me De Laurentiis ci è rimasto molto male nel sentirsi un pochino messo al muro e di vedere alcune offerte che sono arrivate poi non accettate, e quindi ci spieghiamo tutta una serie di cose. E il fatto che lui si emozioni, e si vede che è un'emozione vera, dice io non voglio essere ricattabile da nessuno. E poi c'è anche, secondo me, la convinzione reale che alcuni giocatori poi vengono, lui dice, intrappolati perché vengono gestiti male, probabilmente anche dagli agenti che consigliano male per quanto riguarda il futuro di un calciatore. Quindi è qui che De Laurentiis ci dimostra il suo lato umano, e fa anche piacere vederlo, e l'orgoglio, che poi lui cita, di vincere rispettando le regole, che è una cosa che veramente non apprezzo. Insomma, questa maglia, che adesso con la scritta Sorgesana, che non è nemmeno, se vogliamo, il logo originale, che ha una R particolare, che ha una S più alta, adesso la vediamo. Vista così, visto che c'è anche questo contorno nella scritta, che è molto simile al contorno che hanno le lettere e il numero del giocatore, vista così non mi fa impazzire, perché per due motivi. Una è che la scritta Sorgesana, la scritta dello sponsor, è troppo vicino al numero e in qualche modo chiude in un quadrato il numero, ed è abbastanza simile il font, ma non uguale, al font della Serie A per i numeri, e questo effetto non mi fa impazzire. Però aggiungo, perché ho fatto altre ricerche, il problema secondo me ottico è anche dato dall'11. Il numero 11 e la scritta Lukaku, che è abbastanza piccolina, rende Sorgesana troppo grande e rende tutto questo un quadrato visivamente. Io che ho un pochino di problemi, cioè se c'è un quadro che è spostato così vado impazzisco, lo devo aggiustare. Questo mi dà un pochino di ansia. Però se già lo vediamo su un 22 più grande, che non ti dà l'impressione di essere due stanghette, e il Sorgesana risulta più piccolo del numero, già meglio. Per esempio, un'altra cosa che a me non piace è la scritta Kvaratskhelia, che è troppo schiacciata rispetto al numero, lo vorrei più grande. Già così va un pochino meglio. È un peccato che Sorgesana sia così vicino al numero, però già così mi dà meno fastidio. E poi abbiamo questo altro esempio dove lo vediamo su Neres, Sorgesana bello lungo, su Politano, eccetera eccetera. Vedete che con numeri diversi l'effetto ottico è diverso. Io poi per sfizio, con le mie minime esperienze di Photoshop, così l'avevo vista anche dal tweet di A tutela della maglia del Napoli, e così mi sarebbe piaciuta di più. Io addirittura avevo detto anche con la patacca blu mi sarebbe piaciuta lo stesso, che poi azzurro e blu ci sta bene e non va fuori dai nostri colori. E così vedete, con un bello stacco dal numero, Sorgesana è un elemento che non deve far parte del blocco nome-numero, e così mi sarebbe piaciuto. Aggiungo un altro esempio:
anche così, anche con la linea, perché quello Sorgesana porta 2 linee, non mi sarebbe dispiaciuto, lo rende organico ma meno invasivo. E facendo un paragone con quella dell'anno scorso, perché Upbeat non mi dava fastidio, perché vedete come è staccato rispetto al nome e al numero, e anche il fatto che Upbeat non abbia un contorno lo rende meno importante e meno invasivo. Questa però è una foto presa da internet, di meglio si può fare guardando proprio una foto della maglietta proprio originale. Tra l'altro i numeri devono essere stampati a mano, quindi può essere alle volte che vengono un pochino diversi anche le altezze degli spot. E vedete come Zielinski è molto vicino al numero e Upbeat è leggermente più basso, e lo rende più accettabile ai miei occhi. È solo un fatto. Insomma, saranno forse più contenti chi ha comprato la maglietta prima dell'arrivo del nuovo sponsor. Diventano cose uniche. L'ingresso di Lukaku nel Napoli resterà per sempre con quelle foto senza lo sponsor, quindi tutto quello che succederà da ora in poi avrà lo sponsor Sorgesana, che piaccia o non piaccia deve portare soldi. Non è un marchio internazionale come lo è stato Coca-Cola, che insomma ti dà quella sensazione di questo è un fatto importante. È un'acqua nostra, locale, va anche bene. Tra l'altro ho letto in giro, dice uno sponsor di un'acqua che non piace a tutti, benvenuto quarto scudetto, perché poi con la Lete alla fine questo è però è successo dopo tanti anni di Lete che non ci piaceva, quindi non è automatica. Insomma, tant'è. De Laurentiis si vede i video, è ormai ufficiale e confermato, perché ha detto che ha sempre speso e De Laurentiis lo ha ripetuto. E fatemi sapere se vi piace la maglia, se vi piace il nuovo sponsor, se vi dà fastidio, perché alcuni mi hanno già scritto proprio no, perché avete rovinato la maglia bellissima. Non darà così fastidio, credetemi, ci abitueremo, perché poi ci abituiamo sempre, e l'importante è che quella maglia, la famosa frase, no, la maglia è sudata, basta che sia sudata, ce la facciamo piacere. E noi ci vediamo domani, perché domani conferenza stampa di Conte, che ci interessa molto di più di queste cose, delle chiacchiere sullo stadio, sul centro sportivo, e di cose anche che lasciano il tempo che trovano. Insomma, va bene avere un progetto futuro, il che ti dovrebbe anche stare a spiegare che De Laurentiis non vende agli arabi, De Laurentiis vuole lasciare la famiglia. E forse il momento di emozione e anche di un uomo che si è reso conto che sta forse alla fine del suo percorso, e che se lascia, perché lo dice finché il Napoli sarà mio o nella mia famiglia, se lascia i figli. E dobbiamo vedere tra Edo, Luigi, perché poi il miglior presidente del mondo, però Luigi col Bari non benissimo, Edo è tutto da verificare, e Valentina si sta occupando di altro e non so se lo vuole fare in un futuro. Staremo a vedere. Io non dico che i fondi sono meglio, anzi mi piace che sia identificabile il presidente del Napoli, e se il presidente del Napoli decide di essere, come oggi, non volgare, non attacchi gratuiti, anzi mostra un lato umano, ben venga. E a questo punto io dico anche lunga vita, perché poi non sappiamo con i figli come va a finire. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo i like finali e ci vediamo domani per la conferenza di Conte, perché amma faticare.